Aspetta, Cristiano. Dai. Adesso ti bisogna avere via. Signore, buongiorno. Questo possiamo evitare di far finta. Sì. Infatti è spento. Adesso qua. Sei tu pronto? Io non ho il numero, non mi rispondo. Sei tu pronto, Gaetano? Dai, vai. Allora, buongiorno a tutti veneti, bene, siamo venuti qui, prima siamo andati in consiglio regionale, siamo stati un'ora ad aspettare, avevamo già mandato le mail di avviso al presidente Luca Zaia, dopodiché dal consiglio non vedendolo arrivare siamo andati a casa sua nella sede della giunta regionale. Quello che è una vergogna è che il consiglio regionale è blindato, cioè pieno di polizia, cioè i cittadini veneti che sia a casa loro, praticamente che avete visto dai foto, vedete dai foto, il consigliere proprio fa quel cazzo che vogliono, beccano 12.000 euro al mese, proprio fa quello che vuoi, ed è proprio blindato, è chiuso, proprio non che sia nessuno. Invece siamo venuti qui alla sede della giunta regionale, a casa dell'ufficio della presidenza della giunta regionale di Luca Zaia, presidente della regione, e dopo 10 minuti ci ha accolti tranquillamente, siamo andati nell'aula sua di presidenza e lì abbiamo parlato, abbiamo discusso, vedete il video eccetera. Quindi troviamo una persona che è disponibile con i veneti, abbiamo visto che è chiaro e disposto a parlarci eccetera, e bene, andiamo avanti, forza, viva Samanco. Va bene?